Sono convinto che se c'è il supporto scientifico il tema della quarantena sul vaccinato debba essere assolutamente rivisto. Ok, perfetto, grazie. Però su base scientifica, quindi il CTS si esprima. Rivedere le regole della quarantena per i vaccinati, questa è la richiesta del presidente del Veneto Luca Zaia, alla quale a stretto giro di posta sembra rispondere lo stesso commissario Figliuolo in visita in Piemonte. La riflessione è aperta, gli scienziati al lavoro, le parole del generale nei giorni in cui quarantene e isolamenti aumentano vertiginosamente. Personalmente noi saremmo del fatto che ad esempio rispetto ai vaccinati la quarantena va via e dopodiché ad esempio anche il tampone di chiusura, abbiamo detto passati i giorni eliminare il tampone di chiusura, però capite, l'Italia è lunga e stretta e tutti che le sue idee. Chiaramente connessa la partita sul tracciamento con le lunghe code che si registrano ai Covid Point e relativi disagi con il Veneto che resta prima regione per test effettuati. Non abbiamo alternative, questa è la risposta, non abbiamo alternative. Queste sono le truppe. Io li ringrazio per il gran lavoro che fanno, non li critico perché ci sono le code. Anche per questo il governatore spera in un ulteriore sforzo delle farmacie, chiedendo loro di tenere aperte anche la domenica e di aumentare le scorte di test anche fai da te. Ma ognuno, dice Zaia, è chiamato a fare la propria parte, l'arancione non è ineluttabile. Se i cittadini ci danno una mano, si proteggono, noi non arriviamo all'arancione. Questo è chiaro. Per arrivare all'arancione bisogna caricare in ospedale, scusatemi il termine, prendere in carico, ricoverare in ospedale circa 800 persone. Possiamo evitare di infettarne migliaia per non averne 800 in ospedale? Sì, possiamo darsi un po' da fare tutti. Misure di precauzione quindi, ma soprattutto vaccinazioni. A un anno dal via ufficiale alla campagna, Zaia lo dice chiaro e tondo. Ancora oggi in terapia intensiva noi abbiamo il 75-80% di non vaccinati, saremmo in zona bianca se non ci fossero. Se noi avessimo tutti con la terza dose, attenzione che ne abbiamo 2 di ricoverati con la terza dose, ma se la sono fatta 2 giorni prima. Ma se noi oggi per ipotesi avessimo tutti la terza dose, non avremo di sicuro questi tassi di ricovero. Il dado per Zaia non è ancora tratto e con la Befana si capirà che inizio anno attende il Veneto. Il 5 gennaio avremo un bilancio di cosa è accaduto a Natale. L'unica cosa che ci fa ben sperare è che il 1,5 milioni di terze dosi fatte comunque hanno blindato un bel po' di popolazione, soprattutto i più anziani.